Giuseppe Rizzo. Attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare gli sforzi e i grandi sacrifici che la stragrande maggioranza degli italiani sta compiendo. Attenzione, non dobbiamo confondere i primi segnali positivi che registriamo in queste ore con un segnale di cessato allarme. Da qui la decisione del governo di prorogare fino al 13 aprile tutte le limitazioni in vigore. Il messaggio che il ministro Speranza lancia in Senato è di cauto ottimismo e di estrema prudenza. La strada è giusta, ma non è tempo di abbassare la guardia. Si uscirà dall'emergenza solo per gradi, avverte il ministro, che rivendica il Paese ha reagito. In un mese i posti in terapia intensiva sono diventati oltre 9.000, il 75% in più. Quadruplicati i letti nei reparti di pneumologia e malattie infettive. Erano poco più di 6.500, oggi sono oltre 26.000. La risorsa chiave, medici e infermieri, può contare su 12.000 nuovi contratti già firmati e altri in arrivo. Il personale sanitario continua a pagare un prezzo altissimo. 66 medici hanno perso la vita. In generale il numero dei decessi resta elevato, 837 in 24 ore e 2.107 i nuovi contagi. Oltre 1.000 le guarigioni in una giornata e si allenta la pressione sugli ospedali, scesi da 120 a 42 al giorno i ricoveri in terapia intensiva. Siamo al picco, ma il picco è un pianoro, chiarisce l'Istituto Superiore di Sanità, un appiattimento della curva. Se abbassiamo la guardia si rischia la risalita. Continuare a rispettare le regole, ribadisce il capo della Protezione Civile Borrelli.